RT ancora in ribasso, il Friuli Venezia Giulia punta a tornare in zona gialla, ma per l'Europa siamo l'unica regione in Italia, assieme alla provincia di Bolzano, in rosso scuro. Fedriga, un grave danno d'immagine. Non solo la polizia locale, ma anche la protezione civile e associazioni di volontari per evitare l'assembramento degli studenti nei punti critici fuori da scuola, lunedì il test con il rientro dei ragazzi. Continuano i movimenti dei parlamentari, mentre c'è attesa per la formazione del nuovo governo. La forzista Laura Stabile non appoggerà Conte, ma è clima teso tra gli azzurri anche in regione. A Udine in arrivo pesanti multe per i trasgressori dei rifiuti attraverso controlli della polizia locale. Ad inchiodarli saranno telecamere e fotocamere spia. Un maialino vietnamita scappato da casa ha creato scompiglio ad Azzano X, tenendo la polizia locale impegnata per diverse ore a caccia del proprietario. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Questa mattina tutti a chiederci se il Friuli Venezia Giulia riuscirà ad entrare in zona gialla o resterà ancora in arancione. Poi la notizia dell'RT sceso a 0,68, ma poi l'Europa ha deciso che la nostra regione è l'unica in Italia, assieme alla provincia di Bolzano, ad essere in zona rosso scuro. Un arrabbiatissimo Fedriga che parla di danni d'immagine, ma danni ingenti anche per il comparto turistico. Il Friuli Venezia Giulia punta al giallo, ma l'Europa lo declassa in zona rosso scuro con tanto di beffa e il presidente Fedriga perde le staffe chiedendo un intervento urgente del governo. Nella tarda mattinata è stata aggiornata la mappa del rischio stilata dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, con la nostra regione finita nelle aree ad alto rischio, assieme a Veneto, Emilia-Romagna e provincia di Bolzano. Poi un ripensamento nel corso del pomeriggio. I peggiori della classe sono solo Friuli Venezia Giulia e Bolzano. L'essere in zona rosso scuro prevede l'indicazione di tamponi e quarantena in ingresso nei paesi europei per i cittadini provenienti dalle aree a maggiore rischio contagio. Sono anche sconsigliati viaggi verso le zone rosso scuro. Questo meccanismo di valutazione della diffusione della pandemia produce danni gravissimi all'immagine dell'intero nord-est, con pesanti ripercussioni in particolare sul nostro comparto turistico. Massimiliano Fedriga reagisce malissimo al rosso scuro, sottolineando che si tratta di territori che in Italia non sono mai stati nemmeno zona rossa. Chiediamo al governo, dice, di intervenire subito a livello europeo per chiedere la correzione di questa mappatura che, prendendo in considerazione un unico parametro, penalizza esclusivamente chi è in grado di fare molti tamponi. Intanto l'RT in Friuli Venezia Giulia scende a 0,68 rispetto a 0,88 della scorsa settimana, ma è ancora troppo presto per dire che si prospetta il passaggio in zona gialla. La nuova bozza di monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia in Friuli Venezia Giulia è da questa mattina sul tavolo degli esperti della Task Force regionale anti-Covid. Tutti gli indicatori risultano in miglioramento, ma l'ultima parola spetta come sempre al ministro della Salute Roberto Speranza. Il verdetto è atteso per domani. Ma ritorniamo allora al Friuli Venezia Giulia in zona rosso scura. Dovremmo avere in collegamento in diretta via Skype l'europarlamentare Marco Dreosto. Ecco, lo vedo inquadrato per la Lega. Buonasera intanto. Buonasera a voi e grazie per l'ospitalità. Allora, una brutta notizia per il Friuli Venezia Giulia. Già il presidente della regione Fedriga ha chiesto un intervento urgente del governo. Che cosa si può fare a questo punto? Beh, innanzitutto dobbiamo fare una premessa. Questa situazione per noi è davvero vergognosa, in quanto tiene conto esclusivamente di un parametro che è quello del numero di positivi su 100.000 abitanti. È stata una proposta della scorsa settimana del Consiglio d'Europa, fatta sua poi dalla Commissione europea, ma evidentemente al Consiglio europeo, dove c'erano anche gli italiani, quindi lo Stato italiano, ben sapevano a cosa si andava, qual era il rischio che si stava a percorrere. E noi contestiamo evidentemente questa situazione.
fermo restando, e qui lo voglio dire con chiarezza anche per quanti ci stanno ascoltando, che questo non pregiudica affatto la possibilità che dalla prossima settimana la nostra regione, visti i miglioramenti di tutti gli indici, possa effettivamente ritornare in zona gialla. Che cosa farà lei personalmente affinché questi parametri vengano cambiati o comunque per chiedere che siano modificati? Sì, noi abbiamo immediatamente quest'oggi intrapreso 2 azioni, una attraverso un'interrogazione alla Commissione europea, che però sappiamo avere tempi troppo lunghi e che non possiamo assolutamente attendere, perché qui è una questione anche di immagine. Perché guardate, già nei giorni scorsi, se si voleva andare all'estero, io sono appena rientrato dal Belgio, per andare in Belgio bisognava prima fare il tampone da qualsiasi posto dell'Italia si arrivasse e poi bisognava rispettare la quarantena, quindi non ci sono grosse novità, però è brutto dal punto di vista dell'immagine. E poi sostanzialmente ho personalmente fatto una lettera ai commissari alla salute e alla sicurezza proprio chiedendo la immediata revisione di questi parametri che evidentemente sono iniqui e penalizzano oltremodo la nostra regione e il nostro territorio. Grazie allora all'europarlamentare Marco Dreosto per questi aggiornamenti in diretta, naturalmente a lei buon lavoro. E esprime la propria contrarietà alla decisione dell'Europa anche il presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Giovanni da Pozzo. È vergognoso e assurdo, dice, siamo in balia di dati controversi, da una parte gialli, dall'altra rosso, sono decisioni senza alcuna logica e contraddittoria, dice, senza poi contare il danno d'immagine per il settore ricettivo. Vorrei vedere, conclude da Pozzo, se fosse stata considerata la Baviera zona a rischio, come si sarebbe mossa la politica nazionale. E poi appunto ci sono i dati che descrivono l'andamento dell'epidemia in Friuli Venezia Giulia, sono quelli della Fondazione Gimbe che dice che di fatto migliorano tutti gli indicatori nella nostra regione, critica ancora l'ospedalizzazione dei malati Covid. Vediamo. Il Friuli Venezia Giulia è quarta in Italia per dosi di vaccino consegnate per 100.000 abitanti. Sono 4.452 rispetto alla media italiana di 3.567. Nella nostra regione ha completato il ciclo vaccinale lo 0,51% della popolazione contro la media nazionale dello 0,45%. In questo caso siamo settimi nella classifica guidata dal Lazio 0,70% e chiusa dalla Calabria 0,16%. Le dosi inoculate a personale non sanitario risultano invece più basse rispetto al resto d'Italia, 16% contro il 22%. Sono i dati che emergono dal monitoraggio della Fondazione Gimbe sulla settimana che va dal 20 al 26 gennaio. Nel nostro territorio sono in miglioramento tutti gli indicatori considerati, ma restano sopra la soglia critica le occupazioni sia delle terapie intensive, 37%, che delle aree mediche, 52%. La Fondazione fa poi il punto sui vaccini anti-Covid. Al netto di ritardi di consegne, entro il 31 marzo il nostro paese dovrebbe disporre di 16.557 milioni di dosi tra Pfizer, BioNTech, Moderna e AstraZeneca. Con queste disponibilità, puntualizza il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, solo il 14% della popolazione potrà completare le 2 dosi del ciclo vaccinale, ma non prima della metà o addirittura della fine di aprile. Gimbe evidenzia infine le notevoli differenze tra regione e regione nei numeri di vaccini che generano disuguaglianze. Per questo ha chiesto al commissario Arcuri che le poche dosi disponibili siano utilizzate per proteggere chi lavora in prima linea, con i pazienti e le persone più fragili, e che siano resi pubblici i criteri per la consegna delle dosi alle regioni. 20 oggi i decessi con Covid in Friuli Venezia Giulia, a cui si aggiunge una morte dello scorso 2 gennaio. Si riducono i ricoveri nelle terapie intensive, sono 59, così come quelli in altri reparti, 619. Su 7.624 tamponi molecolari effettuati sono stati rilevati 489 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,41%. Su 1.536 test
rapidi antigenici realizzati sono stati invece rilevati 153 casi, 9,96% di positività. Diminuiscono le persone in isolamento, che oggi sono 10.682. È stato contagiato dal Covid alcuni giorni dopo aver assunto la prima dose di vaccino. Le sue condizioni di salute sono buone. La testimonianza del sindaco di Butrio, Eliano Bassi, che è anche medico di base. Le sue condizioni fisiche sono buone, salvo qualche linea di febbre e un leggero raffreddore, sintomi tra l'altro già spariti. Il sindaco di Butrio, Eliano Bassi, che è anche medico di medicina di base, è stato contagiato dal Covid qualche giorno dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino. Teoricamente bisognerebbe essere coperti dopo 7 giorni dalla seconda dose, quindi una cosa assolutamente possibile. Dopotutto, nella mia attività di medico, il contatto con la gente, con gli ammalati, ma soprattutto nel Covid con gli asintomatici positivi, è un rischio continuo, quindi sì, non me l'aspettavo, ma poteva anche mettere in previsione. E quindi adesso, essendo positivo al Covid, andrà a fare il richiamo oppure no? Ecco, che cosa succede? No, il richiamo in questi casi non dovrebbe essere previsto, anche perché adesso dovrei avere una risposta immunitaria sufficiente. Quindi al momento è tutto sospeso. Io devo fare la seconda dose il 6 febbraio, sicuramente non verrà fatto, perlomeno non verrà fatto in quella data. Bisognerà vedere se magari ci sarà un'indicazione a farla in epoca successiva, ma al momento non mi risulta. Continuano ad emergere positività tra gli alunni delle scuole primarie del Friuli Venezia Giulia. Il Dipartimento di Prevenzione, in accordo con la dirigente dell'Istituto Comprensivo IV di Udine, ha imposto la quarantena preventiva per circa 40 alunni della primaria Ada Negri di Udine. In attesa dell'esito dei tamponi rapidi programmati per questo fine settimana, sono state sospese le lezioni in presenza ed è stata attivata la didattica a distanza. La decisione si è resa necessaria dopo la positività riscontrata in 2 alunni, uno in una classe seconda, l'altro in una quinta. In caso di tamponi negativi, gli allievi potranno tornare regolarmente in classe all'inizio della prossima settimana. La scuola è un luogo sicuro e i bambini hanno bisogno di frequentarla. È il parere di alcune mamme di bambini delle elementari che abbiamo intervistato oggi. Sentiamo. Come state affrontando questo anno scolastico? Un anno scolastico particolarmente difficile, preoccupazioni per il Covid? Sì, è un anno abbastanza particolare, a partire dagli orari, tagli nelle ore, ancora non si sa se vengono recuperate o no, e preoccupazione un po' c'è, e sì, a volte quando non sentiamo che ci sono casi positivi siamo tranquilli, però è inutile nasconderlo che appena c'è una classe dove ci sono casi positivi un po' di preoccupazione c'è. E i bambini come prendono la situazione? Guardi, secondo me loro la prendono molto meglio di noi, perché come se fossero un po' più coraggiosi, si abituano subito alle novità e quindi anche i dispositivi, tutto l'hanno presa in modo molto tranquillo. Io parlo da mamma ma anche da insegnante, ma penso che la scuola stia funzionando molto bene. Chiaro non è possibile contenere o comunque prevedere i casi, però facciamo tutto il possibile, siamo attenti su tutto e anche a casa. Ci fidiamo delle istituzioni, ci fidiamo della scuola, manteniamo mascherine e tutto quanto, quindi per quanto mi riguarda tranquillamente proprio. Ecco, e anche i bambini come stanno affrontando questo periodo secondo lei? Non proprio serenamente, ma perché più che altro manca il rapporto, contatto fisico fra loro, quando possono giocare e quant'altro. Se le norme sono rispettate non c'è bisogno di aver paura, è più fuori dalla scuola il problema. E
E i ragazzi delle scuole superiori della nostra regione si preparano a rientrare in classe al 50% a partire da lunedì e i genitori che aderiscono al movimento Priorità alla scuola chiedono controlli ferrei sul fronte del trasporto pubblico per non compromettere la didattica in presenza. Il rientro in classe dei ragazzi delle superiori è ormai imminente, un traguardo atteso da tutti, studenti e genitori, in particolare quelli aderenti al movimento Priorità alla scuola, che avevano proposto i ricorsi al TAR per dire basta alle lezioni online, un concetto ribadito tuttora. La didattica a distanza per noi non è scuola, perché la scuola è socialità e anche un'interazione che c'è in classe, perché io ho assistito sabato mattina al collegamento di mia figlia con la scuola e c'era un silenzio incredibile, cosa che in classe non c'è mai perché ognuno dice la sua opinione, c'è condivisione, c'è scambio di opinioni e quindi anche di crescita personale. Quindi quello che PAS chiede è rientro a scuola in sicurezza e non far pagare ai ragazzi problemi legati alla gestione della sanità, perché alla fine sono solo loro che sono a casa chiusi da quasi un anno ormai. Priorità alla scuola, che ha presentato una petizione a regione e sindaci con oltre 1000 firme, chiede anche un ferreo controllo sul fronte dei trasporti. In modo tale che i ragazzi viaggino in sicurezza. Poi ci è stato assicurato che verranno posizionati degli steward che eviteranno appunto gli assembramenti nei punti clou individuati dai prefetti nelle varie città, in modo tale che appunto non ci siano questi assembramenti che pare siano causa poi dei contagi da parte dei ragazzi. L'idea delle famiglie è quella di una scuola non solo nozionistica ma socializzante. E a proposito di controlli, posti di controllo appunto nelle zone più delicate come il centro studi o la stazione delle Corriere e volontari a supporto delle forze dell'ordine. Udine si prepara alla ripartenza in presenza delle superiori. Fin da subito si è capito che per quanto riguarda la città di Udine l'inizio delle lezioni con un unico orario sarebbe stato molto difficile da gestire. Voi contate che a livello provinciale sono 32 gli istituti scolastici superiori, di cui più della metà all'interno della città di Udine, e quindi per tutta una serie di ragioni sarebbe stato molto rischioso l'inizio delle lezioni nello stesso orario, e quindi si è optato, come diceva giustamente lei, per un ingresso scaglionato alle ore 8 e alle ore 10. Il prefetto fin da subito ha richiesto una collaborazione da parte delle polizie locali, il compito che abbiamo accettato ben volentieri. Abbiamo però ritenuto che fosse fondamentale l'aiuto della protezione civile, che come sempre per tutte le attività di questa emergenza non ha detto di no. Abbiamo richiesto però anche il supporto di altre associazioni di volontariato. Questa è stata in particolare con la scelta che abbiamo fatto a livello comunale, più che steward, le associazioni dei carabinieri, dei poliziotti, dei finanzieri in pensione, che si sono messi fin da subito a nostra disposizione, e quindi faremo dei controlli mirati nei luoghi più sensibili, quindi agli ingressi e alle uscite dalle scuole, ma anche in particolare in alcuni luoghi della città maggiormente delicati dal punto di vista dei trasporti. Penso alla stazione dei treni, alla stazione delle Corriere, con l'ausilio di queste associazioni. Ovviamente l'obiettivo non è certamente quello di elevare sanzioni, ma è quello di prevenire i fenomeni di assembramenti per prevenire il contagio. Certamente però nel caso in cui dovessero verificarsi delle situazioni troppo delicate o troppo rischiose, gli agenti saranno anche costretti ad elevare sanzioni. Questo ovviamente non certo per fare cassa, non è questo l'obiettivo, ma l'obiettivo è quello di far ritornare a scuola i ragazzi, ma di farlo in sicurezza. Vediamo come si sta organizzando Gorizia con le parole del sindaco Rodolfo Ziberna. I nostri ragazzi che frequentano le scuole di medie di secondo grado finalmente da lunedì abbandoneranno quella DAD, quella didattica a distanza che siamo abituati a pronunciare e a sentire, per continuare una didattica in presenza fisica, recandosi a scuola, rapportandosi con i docenti, rapportandosi anche con gli amici, colleghi, studenti. Il Comune di Gorizia, grazie alla sua protezione civile, in particolar modo grazie agli alpini, grazie ai carabinieri in congedo, ma un grazie di cuore anche alla nostra polizia
municipale. Insieme presidieranno i luoghi in cui più probabilmente si potranno creare dei momenti di assembramento, perciò davanti alla stazione ferroviaria, ma anche alla stazione dei pullman, ma anche laddove i pullman si fermeranno per far scendere gli studenti in prossimità dei plessi scolastici. Ebbene, coordinati dalla polizia locale, ci sarà questo presidio di volontari della protezione civile per accertarsi che appunto i ragazzi tengano la mascherina alzata, ben indossata, che vengano mantenute le distanze di sicurezza. Ed ora la crisi di governo, il percorso verso il Conte Ter, che qualcuno vede già al tramonto nelle parole e nelle decisioni di due senatrici di questa regione, Stabile e Rojc. Confermo il fatto che non ho votato la fiducia al governo Conte, non ho intenzione di votare, non voterò la fiducia a un Conte Ter. Non ha dubbi, Laura Stabile ancora una volta smentisce categoricamente un possibile sostegno a un Conte Ter, mentre si prosegue al Senato alla ricerca dei responsabili, ai quali si è unita in prestito dal PD Tatiana Rojc. Un gruppo che peraltro mi rispecchia, perché quando si parla di Europa si parla anche di noi, della nostra regione, che io ho l'onore di rappresentare, quindi in questo senso mi ritrovo. Guardi, in questo momento storico che è così drammatico per il nostro paese, pensare a andare alle elezioni sarebbe veramente drammatico e una scelta che né i cittadini né io stessa potrei comprendere. In questo momento il premier uscente sa che può contare sull'appoggio di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, non di più Europa di Emma Bonino, e dunque una solida maggioranza, come richiesto dal presidente Sergio Mattarella, appare lontana, ma si sa, a Roma gli equilibri sono molto labili. Le consultazioni al Quirinale proseguiranno domani con il centrodestra che ufficialmente chiederà le elezioni. Non è però escluso si possa trovare un'intesa sul nome forte. Resta da capire Forza Italia, che al momento tra Lega e Fratelli d'Italia, sondaggi alla mano, pare il partito più in difficoltà. La Stabile smentisce un suo passaggio ad altri partiti interfacciandosi più a livello romano, visti i rapporti tesi con i vertici del Friuli Venezia Giulia, su tutti con il vicepresidente Riccardo Riccardi. I rapporti su un piano personale con la coordinatrice Savino sono sempre rimasti, ripeto, su un piano personale buoni. Poi, ovviamente, come avrà visto, io commento la situazione regionale, ho cercato più volte di fornire un contributo, di dare dei suggerimenti, però purtroppo su questo sono rimasta da parte. Ed ora ci occupiamo di rifiuti, attenzione a non lasciarli in giro perché a Udine sono in arrivo pesanti sanzioni per i trasgressori, in campo telecamere e fotocamere spia a supporto della polizia locale. A Udine sono in arrivo ulteriori controlli straordinari per evitare l'abbandono indiscriminato di rifiuti che interessa in modo particolare la zona sud della città. Alcuni trasgressori sono già stati individuati. Proibito abbandonare i rifiuti, inutile che il sindaco dica una cosa scontata, perché coloro che commettono questo atto rischiano moltissimo, delle sanzioni economiche molto elevate, e in alcuni casi ci possono essere anche delle conseguenze penali, perché la nostra polizia ambientale, è una sezione della polizia locale, sta intervenendo sul territorio del comune e ha già individuato alcune situazioni che hanno anche rilevanza penale. C'è l'azione attraverso le telecamere, attraverso le fototrappole, di individuare queste persone che commettono questi atti indecorosi. Ne abbiamo già individuate un numero buono, vengono contattate dalla polizia locale e sanzionate poi per l'atto che hanno commesso. La parte più delicata è la zona sud della città, dove c'è un numero un po' più alto di questi atti. La Rockwell Automation dà il ben servito al fondatore e amministratore delegato della ASEM di Artegna a meno di un anno dalla stipula dell'accordo di acquisizione. Lo scorso febbraio la multinazionale americana aveva annunciato l'accordo con la storica azienda friulana specializzata nella progettazione e realizzazione di PC e monitor industriali. Renzo Guerra di Buia, fondatore e amministratore
amministratore delegato della ASEM, avrebbe dato notizia proprio oggi ai dipendenti della novità. L'azienda, nata nel 1979, registra un fatturato di 40 milioni, impiega oltre 200 dipendenti, il 30% dei quali si occupa di ricerca e sviluppo. L'uscita di scena della famiglia Guerra pare fosse prevista dall'accordo di acquisizione, ma evidentemente ci si attendeva che ciò sarebbe avvenuto più in là nel tempo. Sempre a quanto si apprende, non ci sarebbero conseguenze per i 200 dipendenti dell'ASEM. Incidente stradale stamattina a Papariano di Fiumicello. Il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi prima contro un palo dell'illuminazione per poi finire in un fossato. Sul posto i vigili del fuoco di Cervignano e un'ambulanza. La persona è stata soccorsa e portata in ospedale. Morte improvvisa di un uomo di 78 anni, Manlio Tummolo, trovato esanime ieri nella sua casa di Bertiolo, a dare l'allarme ai vicini che non avevano più sue notizie. Sul posto il reparto operativo dei Carabinieri di Udine per la presenza, che inizialmente aveva destato qualche sospetto, di diverse tracce di sangue in casa. La salma è stata composta in camera mortuaria, dove il medico legale ha eseguito l'ispezione esterna, escludendo poi responsabilità di terze persone nella morte. La salma è stata affidata ai parenti per i funerali. Lutto anche a Gonars per la scomparsa di Natalino Rupeno, detto Nino. A dare l'annuncio sono stati i parenti, aveva 81 anni, è morto in ospedale. Era molto conosciuto in Friuli, anche in Italia, per l'allevamento di cavalli arabi nel suo ranch di Gonars. Il funerale sarà celebrato domani alle 11 nella chiesa di San Canciano Martire. La salma raggiungerà poi il cimitero di Ronchi dei Legionari. Ed ora un curioso episodio che ha creato scompiglio oggi ad Azzano Decimo. Un maialino vietnamita è scappato da casa. Vediamo che cosa è successo. Il mistero del maialino vietnamita che scorrazza per Viale della Rimembranza da Azzano Decimo è durato più di una mezza giornata, impegnando per ore i vigili. Ma cosa ci faceva un animale del genere a spasso per la città? Se lo sono chiesto questa mattina alcuni residenti che hanno allertato la polizia municipale. Gli agenti sono subito intervenuti, visto il pericolo che l'animale poteva creare ad automobilisti e passanti, oltre che a se stesso. L'hanno legata, perché si tratta di una femmina, con un guinzaglio di fortuna e dopo alcune indagini sono risaliti alla casa da dove era fuggita, sfondando la recinzione. Il proprietario, un uomo residente nella via, però non era reperibile e così gli agenti hanno sostato per ore di fronte all'abitazione in attesa del suo ritorno, quando il proprietario finalmente ha ripreso in consegna l'animale. Il maialino vietnamita o a pancia a tazza è un animale da compagnia, soprattutto allevato negli Stati Uniti. Può raggiungere i 90 kg e vive circa 20 anni. È una bestia intelligente e può essere addestrata facilmente. Un esemplare lo ha avuto per anni anche l'attore statunitense George Clooney. Un caso di fuga simile di un maialino vietnamita si era verificato solo un paio di settimane fa a Ligugnana di San Vito al Tagliamento. A intervenire furono i pompieri sanvitesi che lo riconsegnarono al proprietario. Lieto fine anche per la bestiola azzanese, che è tornata a casa nel pomeriggio, anche se sono in corso da parte della polizia locale ulteriori verifiche su come l'animale sia detenuto e che tutto sia in regola, anche attraverso un'eventuale visita veterinaria. L'episodio resta comunque un fatto curioso per la città di Azzano Decimo. Siamo allo sport quando mancano solamente 4 giorni alla chiusura del mercato. L'Udinese si attiva in maniera significativa. Oggi tante voci che hanno interessato tutti i reparti della squadra di Gotti. Nella tarda serata di ieri è arrivata l'ufficialità di Llorente all'Udinese, ma è stata oggi la giornata di mercato più intensa in casa udinese. Proprietà e dirigenza sono state impegnate su più fronti, innescando voci che hanno fatto dimenticare il particolare assolutamente non insignificante che mancano meno di 3 giorni alla sfida a salvezza con lo Spezia e che, come nella gara di andata, Gotti si troverà con una formazione segnata in maniera importante dalle vicende di mercato.
Tornando alle trattative, procede spedito il lavoro degli agenti di Mandragora impegnati a portare il centrocampista lontano da Udine. Il Torino è la squadra in pole position, con Nicola che ha espressamente richiesto il suo pupillo a Cairo, ma sul napoletano ci sono anche altre squadre italiane e spagnole. Di fatto il suo trasferimento da Udine sembra più probabile. Forse è proprio questa circostanza che frena l'Udinese davanti alla proposta del Panathinaikos, che si è fatto avanti per avere Makengo in prestito fino a fine stagione. Radio Mercato ha parlato anche di movimenti in difesa. De Maio, che l'Udinese è disposto a sacrificare, sarebbe stato offerto al Genoa in uno scambio con Biraschi. Credibile? Non lo sembra molto, visto che il rossoblù è fermo per infortunio proprio da quell'Udinese Genoa dello scorso 22 novembre, in cui si è infortunato seriamente alla spalla, tanto da doversi sottoporre ad un intervento chirurgico. Con dei tempi di recupero ancora ignoti, pare davvero incredibile che l'Udinese pensi di affidarsi a lui. Ma le trattative che più tengono in ansia l'ambiente sono quelle sul fronte offensivo. Chi arriverà dopo Llorente? Per Cutrone il Parma si è defilato, ma ora c'è il Genoa in vantaggio pure su Niang. L'attaccante del Wolverhampton però ha un ingaggio di 2 milioni di euro l'anno. Inutile insistere sul concetto che con un simile ingaggio non è giocatore da Udinese. Nel frattempo si è perso Dio, ufficialmente approdato al Monza, e sono scomparsi dai radar anche Lammers e Eder. Ma, udite udite, torna alla casa madre Evandro, sotto contratto con l'Udinese fino al giugno 2022. La storia continua. Siamo arrivati al termine di questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo alle 19:45 l'appuntamento con Screenshot con Davide Vicedomini, alle 21 Economai Friuli Venezia Giulia. Si parlerà delle difficoltà dell'essere imprenditore in questi tempi nei quali regna l'incertezza. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.